Amici bellini, ci siamo quasi finita questa sosta, insomma ci sono ancora delle partite che dobbiamo aspettare anche Sauli, però abbiamo chiuso un capitolo, almeno quello dell'Italia, lo sappiamo, e Lukaku col Belgio, grande partita, grandi gol e soprattutto un atteggiamento da vero leader. Cominciamo. Allora, bentornati, sempre in ritardo, cioè sempre in serale, perché aspetto notizie pregne di contenuto e se non ne escono ci facciamo una chiacchierata calcistica dove delle cose da dire ci sono, perché l'Italia ha fatto delle cose che dovremmo parlare. Giada Coppola, benvenuta sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, grazie infinite per la vostra resilienza in questi momenti così, forse la monetizzazione sta tornando, quindi io vi ringrazio per quello che è stato il vostro supporto in questi giorni. Lasciate un like perché Lukaku sembra in grandissima forma. E mi sposto un attimo da questa parte perché c'è un discorso che lui fa a fine partita, senza che vi faccia sentire, insomma così, tra l'altro in inglese, perché poi parla tutte le lingue possibili Lukaku, e dice proprio: grande vittoria, bravi tutti, adesso torniamo nei nostri club e proviamo a vincere tutti i campionati, andiamo a vincere i campionati nei nostri club. Che vuol dire? Ci spostiamo da questa parte dove Lukaku risulta migliore in campo, 25 tocchi, insomma lui non deve fare tutti questi tocchi da centrocampista o da difensore, ma deve far gol e fa 2 gol non banali. Insomma, quando Lukaku dice torniamo nei nostri club e andiamo a vincere, proviamo a vincere, significa anche rimanere sul pezzo, rimanere concentrati anche singolarmente, in modo tale da tornare senza staccare mai la spina. E insomma è uno che è stato in squadre importanti, che ha vissuto spogliatoi importanti e sa quanto è importante rimanere attaccati agli obiettivi, perché quando poi esci dagli obiettivi è capace che perdi un pochino il contatto con l'allenamento quotidiano. E insomma questa è una riflessione che mi porta sempre a quel discorso là, che avere qualche competizione in più e che non sia solamente il campionato ti può dare una grossa mano. Il Lukaku che viene criticato magari a Napoli perché non fa tutti i gol che faceva Osimhen, ovviamente dovremmo ragionare su quello che è ma tu, quando hai un'altra possibilità, sei anche in grado di dire a te stesso, se ti venisse il dubbio, dicevo, vedere che l'età si fa sentire, non sono più decisivo, poi vai in nazionale e fa un gol in semi sforbiciata, praticamente non volante ma insomma al volo, così, bellissimo. Poi fa un gol dove gli danno una palla in profondità e segna di destro, è mica male, e quindi torni anche con quella consapevolezza di poter essere decisivo non solo da regista offensivo come abbiamo visto nel Napoli, ma anche da terminale offensivo, quello che fa i gol. E un altro che fa i gol è proprio Kean, ritornando al discorso dell'Italia, che io vi dico subito non ho potuto vedere perché ero al lavoro, però gli amici del gruppo Telegram mi tenevano aggiornato e mi hanno parlato di un primo tempo orribile dell'Italia, con quell'episodio pazzesco del gol preso sul calcio d'angolo, dove sono tutti distratti a protestare, a parlare, insomma non hanno la famosa storia di nemmeno in terza categoria si vedono queste. Poi ogni tanto quando si leggono i virgolettati bisogna anche pensare alla domanda, ecco, che ma bravo, allora ci tenete cosa che ti devi dico? rispondere? No, frega niente. Bravi. E quando poi capitano a noi certe cose e diciamo non esiste, succedono solo a noi, e invece succedono a tutti i livelli, e succedono a uno dei portieri più forti del mondo, e succede a una nazionale che in quel momento la nazionale non aveva stimoli. È una questione che non sei concentrato, sono giocatori che non possono fare partite internazionali, certo che le possono fare, però capita. Il fatto che capiti un episodio del genere anche ai livelli più alti ci deve far vivere il calcio con più calma, no, noi soffriamo, forse per la nazionale non ci soffriamo tantissimo, però è anche una nazionale
piena zeppa di giocatori del Napoli, se vogliamo, e quindi ci interessava vedere tutto questo. Spalletti sposta Di Lorenzo in avanti, ne abbiamo parlato perché quella là l'avevo vista. Il Di Lorenzo braccetto convince un po' di meno, mentre Spalletti si inserisce Gatti e quindi rimette Bastoni, come gli avevano anche detto e consigliato, nel suo ruolo di braccetto sinistro, mettendo poi Buongiorno al centro. Buongiorno, non una partita eccezionale, ho visto gli highlights, insomma il rigore, anche Gatti, vedete tutti e tre i difensori ammoniti, Di Lorenzo spostato più in avanti. Quello che resta incomprensibile è non solo la convocazione, ma anche la scelta di mettere Maldini lì titolare. Poi si parla raccomandato Maldini eccetera eccetera. Voi ve la ricordate la scaramuccia tra Spalletti e Maldini padre negli spogliatoi e in quel Napoli-Milan eccetera eccetera, e insomma poi quando vai nella nazionale ci sono tutte altre dinamiche, onestamente, che vanno tenute presenti. E insomma l'Italia il primo tempo veramente insopportabile, però poi tira fuori un po' di orgoglio nella ripresa, e Kean dimostra di essere un trascinatore, uno di quelli che tiene la squadra sulle spalle, quando deve segnare segna, e bene così. Poi ovviamente ci sono i vari Marciniak che fanno il resto, perché c'era un rigore, io l'ho guardata da tutte le angolazioni possibili e non ho visto nessun tocco del pallone. Magari loro l'hanno visto, però io ripeto, anche quando Leao entrò sulla caviglia di Lozano, loro dicono che hanno visto, e ma non era vero. Di conseguenza è chiaro, segni quel rigore lì, lo devi segnare, segni quel rigore lì, hai un po' più di tempo per recuperare, però magari non si sviluppa allo stesso modo la partita, che poi porterà non solo all'assist di Raspadori, perché Raspadori fa l'assist per il gol di Kean, ma anche al rigore di Raspadori. Quindi ci ritornano in casa le due punte del 3-5-2, che non è un 3-5-2, ma le due punte che in qualche modo stavano performicchiando e performano anche in nazionale, perché Lukaku sembra in grandissima forma, Raspadori tra gol e assist comunque il contatto con il campo lo ha mantenuto, e anche Politano è sembrato abbastanza in palla per quello che riguarda insomma almeno il primo tempo della prima partita. Poi dopo su questa partita qua non lo so, perché entra dopo, ma non ne ho idea. Non bene la Scozia, dai voti di Sofascore si salva McTominay perché risulta comunque con un voto alto, col 7.4, ma prendono 3 gol brutti dalla Grecia, ed esce anche Lobotka 7.5, un buon voto, ma anche la Slovacchia ci lascia. Poi c'è stato questo giocatore qua che non so se l'avete mai visto, che prende 10. Prendere 10 su Sofascore è qualcosa di... ma sicuramente l'avversario eccetera eccetera, figuriamoci se l'Armenia, però lo devi prendere anche con gli avversari più scarsi. La devi fare la prestazione tra assist, gol, dribbling e cose varie, ma non parliamo di Patrizia. Rachmani passa con un buon 7.8, e nonostante l'errore di Theo Hernandez, perché adesso dobbiamo cominciare a parlare di Milan, la Francia passa con la Croazia. Domani sera capiremo se Anghissà sarà della partita Camerun-Libia, e terremo un occhio anche a Bolivia-Uruguay per sapere le condizioni di Oliveira. Ovviamente sono quelli che tornano sempre più tardi e dobbiamo tenerli presente, anche perché adesso si fa un gran parlare. È tornato Neres, se torna Anghissà che facciamo con il modulo? Io ragazzi mi arrendo, nel senso che ho riguardato tutte le partite, comprese le mie analisi, e purtroppo è passato il discorso che il Napoli sta in questo periodo così e così per il 3-5-2, è passato, nessuno li contraddice, i tifosi loro vanno appresso a delle analisi superficiali, e purtroppo è passato. Con il Venezia io mi sono permesso di portarvi uno dei più bravi analisti che ci sono in giro, e vi ha detto com'era schierato il Napoli, e lo abbiamo visto. Poi vi ripeto, voi non dovete per forza fidarvi di me, non fidatevi nemmeno di me, avete gli occhi per guardare. L'importante è guardare le posizioni medie. Questo non è una hitmap di un braccetto di destra, questa è l'hitmap del terzino di Lorenzo, quello che ci piace, che fa le sovrapposizioni, è proprio qui con la Fiorentina. Questa è l'hitmap di un braccetto, non è l'hitmap di un braccetto. È chiaro che ci manca quell'esterno sinistro, quella figura di Neres così, ed è lì che si va ad inserire McTominay, che cerca di fare un po' quello e un po' quello. Con l'Inter
questo vi sembra un braccetto? Perché dovete sempre guardare Di Lorenzo per capire. Ecco, con il Como, storia diversa, li vedete posizionati a 3, Rachmani, Buongiorno e Di Lorenzo qua, con Spina e Politano che fanno questo lavoro, e quindi a livello centrale McTominay, Billing con Raspadori vicino Lukaku che poi si allarga in tutta la zona. Col Como sì, si può dire. Con la Lazio Di Lorenzo era esterno, quindi ci sta il discorso di Rachmani braccetto, Lobotka che si abbassa vicino Buongiorno che è il centrale con Juan Jesus di qua. Qua ci sta tutto. Ma già tornato all'Udinese avevamo ancora Neres, quindi non parliamo di 3-5-2. Insomma, in aveva giocato 3-5-2 2 partite. Va bene così, nel senso che non posso. Ci sto male perché mi piace ascoltare chiunque che parli di calcio, però se dicono una cosa, cioè se si parte da un presupposto falso, dal quale poi trovare una soluzione che possa risolvere i problemi, e lì viene a cadere tutto il racconto. Veramente mi sento male. Mi fa una bella domanda un amico bellino, dice: avendo visto l'impatto di Politano subentrante, il pensierino di far entrare qualche titolare a partita in corso come anche Lukaku, io non credo. Ti rispondo, non credo, nel senso che bisogna vedere come torneranno fisicamente, però Conte ha i suoi preferiti che gli garantiscono un certo equilibrio e un certo piano gara. Poi se è vero che Conte ha quasi sempre scelto di attaccare forte all'inizio e poi provare a gestire, è difficile vedere un cambio di filosofia, nel senso di cominciare piano piano e poi mettere delle bocche da fuoco dopo. Però lo potremmo vedere con Neres. Ecco, se Neres ha recuperato al 100%, uno se lo immagina anche titolare, ma se non ha recuperato al 100% potrebbe essere un'arma che tu sfrutti a metà partita e a quel punto c'hai uno che ti può scompaginare. Ci dobbiamo ragionare su Okafor, capire se Okafor effettivamente che diamine, siamo arrivati al franuto campionato, onestamente. Se non riesce a partire dal titolare nemmeno in queste ultime 9, è stata una scelta veramente ignominiosa. Ma avremo nuovi aggiornamenti sicuramente in questi giorni, ci avvicineremo alla partita. Dobbiamo resistere ancora un giorno per le nazionali, dopodiché ci tuffiamo di testa verso la partita quindi mentre tutti parlano Lucca, poi magari è Bonnia, invece potrebbe essere Kristovic, oppure potrebbe essere poi Højlund, quello che aveva identificato il buon Ferré, e cioè che è Keane come possibile futuro Lukaku, e sta facendo sfraceli, e quindi in questo momento risulta troppo in hype, secondo me, per essere una trattativa da fare in questo momento. In questo momento la Fiorentina non te lo dà, o te lo fa pagare. Si parla di una clausola di 52 milioni, insomma, te lo farebbe pagare tutta la clausola, quindi forse non è questo il momento adatto per andare a bussare su un giocatore come Keane. Magari gli altri puoi intavolare una trattativa, ma il mercato sarà sempre aperto e quindi ne parleremo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. È un video per salutarci, tanto l'Italia ci interessa pochino, però il Lukaku in grande forma ci interessa un po' di più, o sbaglio?